Va ora in onda Regioniamoci Sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici, Regioniamoci Sopra, Radio Libertà, Giuliano Zulin qui con voi per parlare dei temi a noi sempre più cari, ovvero l'autonomia, il potere maggiore delle regioni che noi auspichiamo, potere delle regioni che in alcuni casi, diciamo, noi ridiamo per non piangere ovviamente, viene applicato solo per aumentare le tasse. È successo per esempio in Puglia, la Puglia presieduta dal super progressista De Caro, che a un certo momento, pochi giorni fa, ha detto: ragazzi, non riesco più a starci dietro con le spese della sanità e quindi di fatto devo aumentare il ticket e l'IRPEF regionale, perché devo pagare i buchi della regione. Allora la domanda che noi ci facciamo serenamente è questa: negli ultimi 20 anni più o meno in Puglia ha sempre governato un certo tipo di maggioranza, prima con Emiliano, prima ancora con Nichi Vendola e adesso appunto c'è De Caro, tra l'altro ex sindaco di Bari, ex presidente dell'ANCI, quindi tra l'altro sempre in prima fila per quanto riguarda la richiesta di autonomia, diciamo, maggiore da parte dei comuni. De Caro non aveva detto in campagna elettorale che avrebbe chiesto soldi ai cittadini, perché forse magari i cittadini non avrebbero votato, no? Chi lo sa, ma insomma, fatto sta che praticamente a parte che la giunta di De Caro, faccio una piccola parentesi, si è insediata tipo a febbraio, che si era votato a fine novembre, con calma, diciamo noi, poi hanno perso tempo 2 mesi per trovare un posto ad Emiliano, perché sennò, poverino, toccava tornare al CSM e fare il magistrato, ma non a Bari, doveva forse andare a Potenza, e quindi bisognava trovargli un posto. Hanno provato in 1000 modi per trovarglielo, ma alla fine non sono riusciti. Morale della favola, risolto, anzi non risolto questo problema, perché rimane ancora lì nel limbo, De Caro ha iniziato a occuparsi dei cittadini, e ai cittadini ha chiesto più tasse per tappare i buchi della regione. Per quanto riguarda la sanità che De Caro si è lamentato, per voce sanità per le quali De Caro si è lamentato, perché ha detto: abbiamo pochi fondi, fondo nazionale, bisogna investire di più nella sanità, allora noi siamo andati un attimo a dare un'occhiata. Cioè, per esempio, la regione Puglia incassa un 600-700 milioni in meno all'anno rispetto alle regioni Emilia-Romagna. Prendiamo 2 regioni guidate tutte e 2 dal PD, in modo da non essere, per non dire che non so, uno del centrodestra è più bravo di uno del centrosinistra, ci mancherebbe altro. Va bene, notiamo che è vero che la regione Puglia riceve un po' meno dallo Stato centrale, però non è che lo fa in quanto, non so, lo Stato centrale è cattivo nei confronti della Puglia, ma banalmente per il semplice fatto che in Puglia sono un po' più giovani rispetto agli emiliano-romagnoli, perché ci sono delle caratteristiche, dei criteri ben definiti per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, ed uno è per esempio la vecchiaia, l'età media, diciamo, dei residenti. E in più c'è da dire un fatto, che siccome l'Emilia Romagna è una meta del turismo sanitario, cioè ovvero magari anche tanti cittadini della stessa Puglia vanno a curarsi in Emilia Romagna, chiaramente a fine anno si tira una striscia, si fa un conto, e il conto, dal conto emerge che l'Emilia Romagna è in credito nei confronti delle altre regioni, per cui un po' l'età della popolazione che è più alta rispetto a quella della Puglia, un po' perché chiaramente l'Emilia Romagna offre servizi a gente che non sono della sua regione, che non sono della regione praticamente. Allora cosa succede? Che l'Emilia Romagna beneficia di più fondi rispetto alla Puglia. Ciò nonostante, se vogliamo andare a vedere poi anche la qualità dei servizi, vediamo che l'Emilia Romagna i servizi, appunto, essendo anche meta di turismo sanitario, sono migliori rispetto a quelli della Puglia. Non per soldi, ma quindi per gestione, capacità di offrire qualcosa di interessante, di buono, di utile per il cittadino. E veniamo appunto al discorso dell'autonomia. Cioè, l'autonomia nella sanità principalmente, qua possiamo dirlo che già c'è, perché quando dicono no all'autonomia perché si creano cittadini di serie A di serie B, è una solenne vaccata, come abbiamo sempre detto qui a Regioniamoci Sopra,
per il semplice fatto che il 99% della sanità è gestito a livello regionale, anche quando Schillaci, il ministro, dice bisogna ridurre le liste d'attesa, do dei fondi, sì, ma poi alla fine la gestione è sempre in mano al governatore e poi all'assessore della sanità e compagnia. Questo per dire cosa? Questo per dire che l'autonomia si dimostra perché non la si vuole. Chi non la vuole perché sennò emergerebbe che c'è qualcuno che non è in grado di fare il politico, che chiede i voti e promette A e poi invece fa B. A proposito per esempio di De Caro, ma anche a proposito di De Pascale, presidente della regione Emilia-Romagna, che dopo la sua hanno fatto campagna elettorale praticamente di fatto puntando sul fatto che gli alluvionati non fossero stati tanto aiutati dallo Stato centrale, in questo caso dal governo Meloni. Poi una volta dicendo poi che la sanità era un vanto, anzi più sanità pubblica, no la sanità privata, benissimo. Poi una volta eletto, De Pascale per tappare il buco cosa ha fatto? Ha aumentato il ticket sulla sanità per recuperare più o meno 400 milioni. E in più De Pascale aveva anche chiuso le porte un po' ai calabresi, se vi ricordate, perché aveva fatto un accordo con la regione Calabria affinché diciamo non ci fosse quella migrazione di cittadini che vanno a curarsi non cose gravi ma cose banali o semplici dalla Calabria in Emilia Romagna, dicendo appunto se avete non so il braccio rotto fatevi curare in Calabria e non venite in Emilia Romagna a intasare gli ospedali che poi allungano le liste d'attesa, cosa che succede per esempio anche in Veneto e Lombardia, e via andare. Allora, Veneto e Lombardia, per rispondere al problema per esempio delle liste d'attesa, cosa fanno? Chiedono l'autonomia e dicono benissimo, la gente viene qui a curarsi, non possiamo dire di no? Bene, cosa facciamo? Ci serve più personale, più strutture, più apparecchi per rispondere chiaramente alle esigenze dei nostri cittadini, lombardi, veneti in questo caso, ma anche per rispondere alle esigenze dei cittadini che vengono da altre regioni, soprattutto del sud. Una cosa che succede anche in Emilia Romagna. Bene, quindi chiaramente Lombardia e Veneto chiedono maggiore autonomia che invece non chiede l'Emilia Romagna, perché l'Emilia Romagna, qual è la strada dell'Emilia Romagna? Chiedere soldi ai cittadini. Allora, vedete, no, qual è proprio il problema? Cioè, il problema è molto semplice, cioè il centro-sinistra cosa fa? Non vuole l'autonomia, ma batte cassa presso la gente. Lombardia e Veneto, che sono del centrodestra, non battono cassa presso la gente, ma chiedono più autonomia. Più autonomia perché? Perché sanno di essere più capaci rispetto allo Stato centrale di gestire delle materie, in particolare la sanità. Tant'è che uno dei due punti dello schema d'accordo siglato da Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto per avere maggiore autonomia è quello, per esempio, di poter dare qualche euro in più agli infermieri e ai medici in modo da trattenerli ed anche da aumentare l'organico, chiaramente, ma anche per poter avere non uno sgravio, la possibilità di utilizzare l'eventuale avanzo regionale o comunque dei fondi presenti all'interno della regione per investire in infrastrutture, nella cosiddetta edilizia sanitaria. Insomma, mi sembra una ricetta molto semplice, molto di buon senso, come dire, se leggessimo il codice civile si parlerebbe di gestione da buon padre di famiglia, no? La classica gestione del buon padre di famiglia presente nel codice civile, mentre gli altri cosa ti dicono? Cioè De Caro per esempio o De Pascale ti dicono no all'autonomia ma chiediamo soldi ai cittadini. Vabbè, ma io chiederei al cittadino, ma scusa signor cittadino, ma tu vorresti più autonomia e cioè tu vorresti pagare di più o pagare di meno e magari avere servizi migliori? Penso che la domanda sia pleonastica, no? Cioè nel senso che il cittadino direbbe no, guarda, voi gestite meglio la cosa pubblica, non sprecate, non fate, come dire, gli scaricabarili sullo Stato centrale o sulla burocrazia o quello che è, e noi siamo felici di avere dei servizi ottimi. Qual è il tema qua che possiamo dire in questo caso? Che serve veramente un cambio di passo che adesso
non è ufficialissimo, ma è nell'aria, la regione Emilia-Romagna sta portando avanti, perché in conferenza Stato-Regioni, che è un po' diciamo il Parlamento, chiamiamolo così impropriamente, dove siedono regioni e chiaramente lo Stato centrale, è il punto di raccordo, la regione Emilia-Romagna avrebbe aperto un dialogo, vorrebbe aprire un dialogo con il ministro Calderoli, appunto per, non lo possono dire che vogliono l'autonomia, perché la volevano fino al 2022 in maniera anche energica, finché c'erano maggioranza al governo, diciamo, dove rappresenta anche il PD. Adesso invece che il governo è completamente di centrodestra, allora non la vogliono più, anzi fanno quasi la guerra. Mentre la regione Emilia-Romagna, insomma, adesso si fosse svegliata. Allora ho visto che c'è anche un po' di dibattito anche in Campania, dove c'è gente che spinge il presidente Fico, a un altro dei grandi nemici avversari dell'autonomia, a dire apriamo un dialogo col ministro Calderoli, anche perché il ministro Calderoli sta andando avanti. Come abbiamo raccontato in queste settimane, entro l'estate, diciamo, il Parlamento dovrebbe approvare, diciamo, questi schemi siglati da Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto con il ministro Calderoli, quindi con il governo. Si sta procedendo, si sta pian piano definendo gli schemi, e poi praticamente una volta approvati gli schemi nel Parlamento ci sarà un nuovo accordo governo-regioni, e dopodiché si andrà in aula. Quindi noi diciamo, l'abbiamo detto più volte qui, probabilmente entro il fine anno, insomma, dovremmo arrivare a un accordo, una quasi, chiamiamola così, entrata in vigore di un accordo sull'autonomia, in attesa di un lavoro parallelo della scrittura dei cosiddetti LEP, livelli essenziali di prestazione. Livelli essenziali di prestazione che, diciamola tutta, non capiamo perché non ci siano ancora, nonostante, apriamo un altro capitolo, il PNRR abbia generato un aumento di PIL nettamente superiore al sud rispetto al nord. Su Sole 24 Ore di questa mattina c'è un'analisi fatta dall'IFEL, che è proprio l'Istituto di Finanza degli Enti Locali, per il Sole 24 Ore, dove emerge in sostanza che più o meno dal 2021 al 2026 a livello cumulato il PIL pro capite italiano è aumentato di 2,2% media Italia, grazie agli interventi del PNRR. Mentre, ma se andiamo a vedere a livello proprio settoriale, vediamo che il nord ha avuto un beneficio, mi pare tipo del più 1,2, 1,3, una roba del genere, 1,4, mentre il sud ha avuto un beneficio il doppio. Insomma, siamo sul 3,2, 3,4, adesso le cifre precise non le ricordo, ma la differenza, la proporzione è questa, cioè il doppio del sud rispetto, anzi più del doppio del sud rispetto al nord. Interventi che sono stati o che stanno realizzando, insomma, dove si sta lavorando a livello infrastrutturale, per esempio, ma anche a livello di recupero del famoso gap che c'era a livello, come dire, anche sociale, no? Chiaramente costruire banalmente RSA, gli asili nido, servizi sociali. Infrastrutture e sanità sono i due punti dove si è intervenuto di più. Allora, a parte che, vabbè, facciamo una mini parentesi, a parte che voglio dire, più o meno adesso il governo ha ricevuto, non so, sui 140 miliardi per le varie rate del PNRR, no? E il PIL pro capite Italia è aumentato cumulato del 2,2. Allora, se il PIL più o meno è un punto di PIL sono 22 miliardi, per 2,2 fa più o meno 50 miliardi, vado a spanne. Se l'Italia ha ricevuto 144 miliardi e per ora il beneficio del PNR è di 50 miliardi, direi che forse il PNRR non è stata una grande trovata come dire, sottoscriverlo e incassare tutti questi soldi, perché abbiamo, come dire, siglato degli accordi con debiti che arriveranno a scadenza fino al 2050, addirittura fino al 2060 in alcuni casi, per altri 30 anni più o meno, e per portare a casa un aumento di PIL, perché fa ridere questa roba per non piangere, chiaramente,
e invece portiamo a casa, per adesso abbiamo portato a casa un 50 miliardi di PIL spendendone 140 più o meno. Ma metti che ne abbiamo speso anche 100 e gli altri sono fermi in attesa di nuovi progetti, comunque diciamo che il conto è veramente disastroso, cioè se non facevamo niente guadagnavamo, anche perché ripeto è sempre debito quello del PNRR che va restituito in 30 anni, punto uno. Ma chiudo questa parentesi, dicevamo appunto che finora però il PNRR ha generato un aumento di PIL più o meno del 3,4 al sud e l'1,4 circa al nord. Ebbene, insomma, anche più occupati sono stati creati al sud rispetto che al nord. Allora noi siamo strafelici di questo perché chiaramente chi cresce, quando un territorio cresce noi siamo strafelici, qualsiasi territorio. Detto ciò, allora noi diciamo, ma qual è il problema dei cittadini in Serie A di Serie B? Se cresce di più al sud che al nord, vuol dire che si sta riducendo la forbice, no? E quindi perché non si può fare l'autonomia? Se il sud è così bravo, come dicono anche i governatori stessi, magari Emiliano, Fico e non solo, rispetto al nord in questi ultimi 4-5 anni come performance di crescita, perché poi diciamo parliamo sempre di aumento della crescita, non di numeri reali, perché ovviamente la differenza è ancora molto ampia, ma se il sud sta crescendo più del nord, che problema c'è a dare vuol dire che è capace di crescere, no? Vuol dire che è capace di fare del bene in presenza di ovviamente incentivi e possibilità economiche di progettualità di fare investimenti. Benissimo, quindi con l'autonomia cosa più bella ancora, no? Se si interviene a livello di responsabilità della spesa pubblica per gestire meglio le risorse, sicuramente il Sud dimostra che può fare ancora meglio e quindi vuol dire che può fare l'autonomia, può operare e gestire in autonomia. Chiaramente noi diciamo sempre con risorse certe, regole certe. Anche perché, lo diciamo all'inizio, De Caro aumenta le tasse, cioè se De Caro aumenta le tasse vuol dire che l'autonomia lui la usa per aumentare le tasse, allora perché allora non usarla anche per altro, che ne so, per fare dei progetti, per attirare anche delle società, dei capitali, anche perché a proposito di questo è appena stato approvato un decreto fiscale, un decreto del governo che, udite udite, per quanto riguarda Napoli e anche Cagliari, parliamo dell'America's Cup, la regata, la gara diciamo di vela più famosa del mondo che si tiene a Napoli, ecco, praticamente le società che lavorano per l'America's Cup non pagheranno IRPEF, non pagheranno e IVA, e anche chi lavorerà presso queste società legate agli eventi dell'America's Cup non pagherà, avranno un mega sconto fiscale. Tutto ciò si inserisce anche all'interno della cosiddetta ZES, zona economica speciale, che al sud sta portando nuovi investimenti, progetti e a proposito, per quello dico, se il PNRR sta lavorando a livello infrastrutturale, portando una crescita maggiore del PIL al sud rispetto che al nord, se mettiamo anche la ZES, che vuol dire che allora anche gli investimenti privati stanno arrivando al sud in maniera interessante, al punto che il governo Meloni ha detto, beh, estendiamo la ZES a tutta Italia a questo punto, no? Quindi come fosse degli incentivi un po' dappertutto, allora noi diciamo, vuol dire che il Sud ha, o no, ma a parte che non avevamo neanche dubbi ovviamente, ha una grande capacità di poter, con gli incentivi giusti, avere una potenzialità di crescita importante e sostenuta. Detto ciò, allora noi diciamo, benissimo, se siete così bravi, come giustamente lo siete e state anche dimostrando, parlo dei governatori del Sud, di essere capaci di far bene, allora affrontate la sfida dell'autonomia. Affrontate la sfida dell'autonomia perché la sfida dell'autonomia è la sfida che dimostrerà
non solo che siete bravi e potete giocarvela con chiunque in Italia e in Europa, ma soprattutto questo porterà una minore spesa. Quindi se c'è minore spesa non dobbiamo andare a chiedere soldi ai cittadini come invece fa De Caro per tappare i buchi della sanità, perché invece si potrà non chiedere i soldi, migliorare la sanità, migliorare anche gli altri servizi che può offrire la regione e addirittura inventarne di nuove, attirare capitali, investimenti e nello stesso tempo portare appunto un maggiore benessere, maggiori posti di lavoro. Questa è la vera sfida. L'autonomia spinge a far meglio e questa è la vera ricetta dello sviluppo. Qualsiasi altra ricetta che passa da maggiori fondi ma senza una responsabilizzazione porterà soltanto a maggiore debito, quindi minore risorse per poi eventualmente intervenire a favore dei cittadini o con la leva fiscale o con maggiori servizi, impoverimento, fuga del territorio, disastro. Vogliamo questo o vogliamo invece l'autonomia, quindi una sfida anche concorrenziale, una bella concorrenza sana fra i vari territori per contendersi, che ne so, il miglior medico, per contendersi una società che venga a investire da una parte piuttosto che dall'altra, perché poi questo porta anche posti di lavoro, porta un indotto. La settimana scorsa abbiamo parlato dell'iniziativa dell'assessore allo sviluppo economico della regione Lombardia Guido Guidesi, che ha fatto a Roma presso la stampa estera, dove diceva: noi già siamo numeri uno come Lombardia per quanto riguarda investimenti esteri, ecco, vogliamo diventare leader o comunque fra i protagonisti anche nell'attirare investitori esteri anche a livello europeo, proprio per il semplice fatto che siamo in un mercato unico e anche il Sud Italia può sfidare, grazie a tutti quegli incentivi che abbiamo appena detto, per esempio questo qua della Coppa America, può sfidare anche i cosiddetti paradisi fiscali europei, vedi Irlanda, vedi Paesi Bassi, vedi Lussemburgo, a dire venite qua da noi. Questa è la sfida che deve portare avanti un governatore, non quella di dire no all'autonomia, no qua, no là. Il 6 giugno adesso ci saranno i famosi comitati NOAD, no autonomia differenziata, che si troveranno a Napoli per dire ma la Costituzione, ma tutte robe vecchie, tutte robe che non c'entrano niente, tutte robe che non portano bene al cittadino. Il cittadino vuole sviluppo, star meglio, avere un futuro, una prospettiva, e tutto questo passa solo dall'autonomia e soprattutto da un nuovo modo di fare la politica, non basato sulle vecchie regole, chiamiamole così, assistenziali, che arrivano da Roma, che finora hanno portato cosa? A un allargamento della forbice nord-sud, un impoverimento del sud e ormai anche purtroppo una crescita bassa anche al nord. Questo è quello che stiamo vivendo e solo l'autonomia può scalfire questo, come dire, andazzo che ci sta portando non proprio verso l'Eldorado, ma forse dall'altra parte, verso il buio. Ci sentiamo la prossima settimana da Giuliano Zulin. Un saluto. Ragioniamoci sopra torna con nuovi argomenti, nuovi spunti qui su Radio Libertà e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao.